Ciao a tutti carosi, buon pomeriggio, come tutto a posto? Allora, oggi andiamo a truccare assieme, ovviamente io parlo siciliano, quindi sicuramente vado a leggere i sottotitoli di sotto perché probabilmente non capite niente. Allora, oggi facciamo un trucco che ho visto in giro su internet e sinceramente mi è piaciuto, quindi proviamo a farlo stesso, più o meno. E niente, cominciamo subito, era così ne ruamo pensiero e abbiamo finito. Allora, intanto devo trovare un modo per luare questi capelli di facce perché non miro niente. Quindi pigliamo la spugnetta e con un correttore andiamo a fare a base lo trucco così. Ok, abbiamo fatto a base, ora piglio una matita neura come acchista e vado praticamente a segnarmi a fine dell'occhio qua e l'inizio. Così. Poi piglio un pennellino a penna, come ad esempio questo, e vado a sfumare appunto la matita che ho messo. Quindi piano piano ma sfumo così e da così. Piglio l'ombretto marrone e mi vado a sfumare praticamente sto neuro che ho messo di sotto. Quindi a leggio vado a sfumare praticamente un euro che ho messo qua. A mentre che sto facendo sta cosa, che cosa faccio? Piglio il pennello che ho usato prima e lo vado a sfumare sempre per evitare che viene una cosa, un pataccone dall'occhio. Quindi sfumo così. Man mano che un euro scolorisce, pigliate attorno alla matita e ripassate, perché ovviamente una volta che sfumate poi piano piano un euro diventa sempre più scoloroso. Quindi io ritorno con la matita neura e praticamente vado a intensificare o colore e man mano però ovviamente piglio il pennello di prima e sfumo a fare praticamente sempre sto traffico finché non siete soddisfatti del risultato finale. Dopo che ho sfumato tutte le cose, era così, che cosa faccio? Piglio attorno al pennello di prima, un pochettino pulizio ovviamente con questo, piglio un marrone un pochettino più chiaro. Ora io mi ho scusato a farvelo vedere, però prima ho usato questo marrone e ora sto usando questo qua che è un pochettino più chiaro. Quindi che faccio? Con lo stesso pennello piglio questo marroncino, un pochettino scarico perché sennò facciamo pataccone e mi vado a sfumare un pochettino, cioè di riaudo e verso la parte finale dell'occhio sempre sto colore che avevo messo prima. Quindi mi vado a sfumo sempre a di riaudo e mi diciamo all'incirca dopo a piegare l'occhio. Allora cangio attorno a palette e piglio ora un marrone questo qua, un marrone questo, con un pennello un pochettino più grosso, come a questo qua. E che cosa faccio? Vado a sfumare praticamente a piegare l'occhio, quindi era così, e ma sfumo fino a che mi pare piace a mia. Quindi sfumo così. Ora praticamente a marinare a congiungere con colore un pochettino più scuro a piegare l'occhio, quindi ripiglio il pennello a penna di prima e con marrone un pochettino più scuro vado ciano e praticamente a vista di arrivare qua sopra, però andiamo a fare sempre una cosa sfumata, quindi pian pianino con pennello scarico mi diciamo ora così. Ok, acido, quindi che cosa faccio? Mi metto colore e con pennello di prima e un pizzico di color carne che abbiamo usato, che avevo fatto avvedere prima, attorno sfumiamo. Do mienzo, da sta zona qua, vado a aggiungere poco l'attaccatura delle ciglia, con l'euro sempre, così. Ma proprio picca e poi pennello che sto qua piatto nico ma vado un goccio con chi tu dane il capatte. Ok,
Ora per non lo lasciare bianco, vattelo mienzo, piglio a ciusse che sta qua e piglio sto rosa che c'è qua, che è un rosa proprio chiaro chiaro, e con pennellino piatto ma voglio metto a cengere l'occhio, un appunto non abbiamo messo ancora niente, in modo tale che leggermente vogliamo a illuminare sto trucco. Quindi facciamolo così e ci mettiamo un po' di sto rosa. Ora carusi sto trucco è proprio facile facile, Ok, allora carusi, ora che abbiamo fatto sto traffico, andiamo a fare la pattisutta. Quindi piglio correttore, anduppo l'occhiaia, sempre con la stessa spugnetta di prima. Ora che abbiamo induppato l'occhiaia, andiamo a dire a fare praticamente la stessa identica cosa che abbiamo fatto di sopra, però risulta. Quindi che cosa andiamo a fare? Intanto facciamo una cosa saggia, ossia pigliamo un pennello, pigliamo la cipria e andiamo a fissare il correttore prima che si non a piede per conto suo. Con la matita mi segno l'inizio e la fine dell'occhio, come abbiamo fatto prima. Stessa identica cosa, quindi segno a battere la fine. Non vi scandate se per caso sbavamo perché non fa niente. E mi segno anche l'inizio. Allora piglio pennello piatto di prima e voglio sfumare praticamente la parte di sotto. E io mando a dire a sfumare verso il centro, ok? Era così. Quindi ma vado a sfumo in questo modo e voglio a creare praticamente la sfumatura che ho fatto sopra, ovviamente anche risulta. Quindi praticamente a ripetere sempre gli stessi passaggi che ho fatto di sopra pure risulta. Quindi che cosa faccio ora? Piglio il marrone che ho usato prima, che sto qua, magari ne piglio un po' più piccola rispetto a prima, e voglio a sfumare risulta. Visto che siamo comunque a parte risulta dell'occhio, scaccio così e mi voglio a sfumare un euro. Pigliamo un pennello che abbiamo pigliato prima, quello color carne che vi faccio vedere attorno, non so mai vado scodato, questo. Scarichiamo il pennello e sempre con il pennello scacciato passo appunto qua, passo qua sotto, era così, perché così sfumiamo, vedete? Vedete che pare meglio ora? A me sinceramente mi piace troppo assai questo trucco, quindi ora che cosa faccio? Faccio l'outer watch e poi ne vediamo attorno. Allora carusi, ho fatto pure l'outer watch, vabbè per l'ouch non ha passato niente, per me ha passato mezz'ora, ma va bene. Ok, mi metto mascara. Ovviamente tutto quello che sto utilizzando lo trovate scritto di sotto, quindi se voi da leggere. Arrivato a questo punto andiamo a fare a base, quindi andiamo a mettere un fondotinta. Io uso un fondotinta super leggero che sto caricando perché comunque ora comincia a fare caldo e una si squaglia andare la faccia, quindi mi metto questo che è proprio leggero leggero, solo per uniformare l'incarnato tanticcia. Ok, arrivato a questo punto piglio la cipria e fisso un fondotinta. Ora piglio un po' di terra e mi vado a fare tanticcia di contouring, quindi a scolpire tanticcia la faccia. E mi rugno anche tanticcia ricolorito visto che per lo spiddo. Siccome ho anche un frontiglione, mo metto pure qua. Ora invece piglio queste perle e mi vado a mettere appunto qua dei mascidi. Così sogno un pochettino scaffiata, no? Ora piglio un altro pennello e mi vado a mettere tanticcia illuminante. Beh, io uso questo però si è potente, tagliate.
Ok, ora andiamo a mettere un bello rossetto. Io riuscissi a rimettere anello rosso, visto che comunque abbiamo fatto un trucco abbastanza naturale. Io ho scelto questo qua che è un rossetto vinilico, richico, che è bello, un rosso proprio sparato. E niente carusi, quindi questo era il risultato finale, io spero che comunque vi piaccia e niente, ovviamente fatemi sapere il risultato se avete caputo con parola, se magari c'è con parola che assomiglia tantissimo o dialetto vostro e soprattutto se mi avete caputo pure senza ittare nuoccio e sottotitoli. Ovviamente se vi fa piacere vi chiedo di iscrivervi al canale, tanto comunque è gratuito, non pagate niente. E seguitemi anche su Instagram perché vi lascio sempre un nickname che fa farle che buono, quindi sicuramente ci potete ittare anche nuoccio al luogo. E quindi niente, io vi mando un nuovo sone e ovviamente ne vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, ma un'altra cosa vi volevo dire, ma vi notate accorgiato che c'è la camisa siciliana e il roti carretto de oricine? Che sti bene?